Ora Elettra Sofia Mauri e Tancredi Bua con Battuta d'arresto. Buongiorno, noi siamo Elettra e Tancredi, una strana coppia creativa, infatti lui moro, siciliano, sprizza Palermo da tutti i pori. Lei ovviamente bionda, occhi verdi, c'è scritto Brianza qui sulla fronte. Ma nonostante ciò siamo amici e qualcosa in comune ce l'abbiamo, innanzitutto il senso dell'umorismo. E poi tante cose che non abbiamo in comune. Ma qualcosa in comune davvero ce l'abbiamo ed è la storia che vogliamo raccontare. È la storia di Alfonso, 70 anni, una persona cordiale, riservata, il classico vicino che sta tutto il giorno a innaffiare i fiori, però c'ha qualcosa un po' di misterioso, nessuno sa bene che lavoro fa. Alfonso non ha tanti amici ed è proprio a causa di questo mestiere. Infatti il signor Alfonso ha un lavoro per cui è sempre reperibile, orari massacranti, e è un lavoro di grandissima responsabilità, ma nonostante ciò è un'occupazione che non viene vista tanto bene dalla nostra società. L'avrete capito, Alfonso è la morte, o meglio, lavora per la morte, che è una multinazionale che ogni giorno gli manda un elenco di persone che appunto dovranno, entro la fine della giornata, morire. È un lavoro che chiaramente mette Alfonso un po' ogni giorno a confronto con tanta gente, ma che non gli consente di avere amici. Alfonso non ha mai lasciato varcare quella soglia, nonostante sia appunto molto cordiale con tutti quelli che lo conoscono nel vicinato. L'unico che è riuscito ad instaurare una parvenza di rapporto con Alfonso è il signor Gigi, suo coetaneo e vicino di casa. Avete presente? Tutti ce l'abbiamo un amico così, quei tipi insistenti, al limite del fastidioso, un po' inopportuni, che vogliono fare i simpatici a tutti i costi, quelli che si autoinvitano a cena a casa tua e poi pretendono pure che cucini. Ecco, quello è il signor Gigi, un bonario rompiballe. Sì, se Alfonso è la persona meticolosa che ogni giorno sta a curare l'aiuola con i fiori e così via, arriva sempre Gigi che per salutarlo con la ruota della sua bici gliela rovina. E anche il signor Gigi è solo, ormai non ha più una famiglia e i suoi modi di fare stancano in fretta le persone. Così da queste due solitudini, quella di un uomo solitario e quella di un uomo solo, nasce questo incontro, iniziano a farsi compagnia e si trasforma più o meno consapevolmente in un'amicizia non dichiarata. Questo finché un giorno Alfonso non riceve un'importante email di lavoro che ha proprio come oggetto, all'ordine del giorno, il signor Gigi. E lì chiaramente Alfonso deve portare a termine il suo compito. Ne prova di diverse risoluzioni, perché addirittura prova a licenziarsi, prova a parlare col capo, no, io non lavoro più per voi e così via, ma si rende conto poi che tra tutte queste soluzioni impossibili ce n'è una che era probabilmente la più facile e anche la più matura, cioè anziché opporsi allo scorrere del tempo inesorabile, provare a riempire quel tempo e regalare all'amico dei momenti da vivere insieme. Insomma, anche la morte deve imparare ad affrontare la morte. Tutti prima o poi abbiamo a che fare con un lutto nella nostra vita e di solito quello che ci fa sentire questo sentimento di impotenza è pensare che siamo di fronte a una perdita totale. Invece c'è sempre una scia, una traccia che va oltre e rimane con noi. Ed è questo che Alfonso deve imparare e non avrebbe mai potuto impararlo se non avesse incontrato un amico così insopportabile come il signor Gigi. Quando vuoi davvero bene a qualcuno, non muore mai veramente, resta sempre un po' con te. Grazie.